Attesa in questi minuti la decisione del Comitato Tecnico Scientifico sulle zone in Italia. Il Veneto classificato a rischio moderato ma dovrebbe restare in zona arancione. Zaia, i nostri dati sono da fascia gialla. Vaccini entro la prossima settimana, conclusi i richiami, poi l'avvio delle nuove immunizzazioni. Il ritardo di Pfizer compensato dalle altre regioni. Zaia ribadisce sostenere le aziende locali che potrebbero produrre il vaccino. In tutto il Veneto manifestazioni di studenti per chiedere il ritorno della scuola superiore in presenza. A Marghera anche un presidio di genitori. Dopo i giorni della crisi, la riapertura dei renziani a Conte è confermata dalla senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, che parla della proposta di un patto per rilanciare il governo, ma resta il gelo tra il Premier e Renzi. Locale padovano chiuso da quasi un anno, i dipendenti e collaboratori senza reddito faticano a far persino la spesa. Un appello via social ha portato 200 persone ad un dono solidale. Centinaia di commenti e minacce da Novax che su Facebook attaccano la campagna pro vaccini della CISL. Maltempo in Veneto, stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani, emesso dalla Protezione Civile regionale per abbondanti piogge e forte vento sia in pedemontana che in pianura. Rapporti in crisi causa Covid. Nel 2020 a Padova 135 coppie hanno scelto di separarsi, soprattutto dopo il periodo di lockdown. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, che si apre con gli aggiornamenti sul fronte della pandemia, in attesa naturalmente della decisione del Comitato Tecnico Scientifico. Ma andiamo con ordine, guardiamo subito quelli che sono i dati proprio relativi alle nuove positività nelle ultime ore nella nostra regione, con il bollettino di Azienda Zero che registra 504 nuovi positivi rispetto al report della mattinata. Complessivamente sono 1100 i casi in Veneto, 85 nelle 24 ore le persone che hanno perso la vita nella nostra regione. L'epidemia conferma la frenata dei contagi, la provincia con il maggior numero di decessi è Venezia, sono invece 2356 pazienti ricoverati in area non critica negli ospedali del Veneto, 322 i posti letto in terapia intensiva in questo momento occupati. Come detto, il verdetto del Comitato Tecnico Scientifico era atteso già nel primo pomeriggio, alle 14:30 si è infatti riunito, e invece ancora adesso in questo momento non c'è l'ufficialità. Non sappiamo ancora se il Veneto da domenica resterà in fascia arancione o passerà in fascia gialla. C'è però la classificazione di rischio definito moderato per la nostra regione, così come per Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La classificazione del rischio viene stilata tenendo conto tra l'altro dell'incidenza per 100.000 abitanti, nuovi casi segnalati in settimana, e ancora la stima dell'R-Conti puntuale tenuta dei servizi sanitari territoriali, R-Conti che, stando all'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia dopo 5 settimane è sceso sotto la soglia dell'1. E naturalmente di fasce ha parlato anche il Presidente Zaia nel consueto punto stampa, governatore che ha fatto poi il quadro della situazione sul fronte vaccinazioni. La campagna vaccinale anti-Covid in Veneto non si è mai fermata, ma adesso è pronta a spingere di nuovo il piede sull'acceleratore se le dosi promesse arriveranno nei tempi previsti. A scandire la tabella di marcia il Presidente Zaia. Abbiamo confermate le forniture che sapete per la prossima settimana, dopodiché sembra che dalla settimana successiva si riprenda in quota con le forniture. La prossima settimana abbiamo vaccini per, stando a quello che ci viene detto, per continuare a fare le seconde dosi, e a fine settimana, inizio dell'altra, riprenderemo le prime dosi. L'Europa intanto guarda ad altri possibili vaccini, da quello cinese al russo, ed è stato proprio il Presidente a chiedere in una riunione come l'Italia intenda muoversi in questo senso. Siccome a me risulta che il vaccino cinese abbia avviato la pratica per l'EMA, e probabilmente lo farà anche il vaccino russo, lo Sputnik, ho chiesto formalmente se c'è qualche riserva rispetto a questi vaccini e nessuno mi ha detto di no. E a proposito di vaccini e della possibilità di una produzione locale, il governatore del Veneto spiega. Se ci sono aziende, e ci sono in Veneto, che hanno interlocuzioni, e diciamo c'è anche chi ci ha contattato per produrre vaccini, ecco, queste aziende trovano le porte aperte qui da noi. Mentre in alcuni paesi europei il virus continua a correre, in Italia, spiega Zaia, il trend è di decrescita, e a sostegno di questo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità
parla di un R con T dopo 5 settimane sotto la soglia dell'1. Per i numeri che abbiamo avuto probabilmente qui da noi è passata, se non è passata c'è passata l'ondata che comunque non ci aspettavamo. E a proposito di numeri, in Veneto continuano ad arrivare segnali che fanno ben sperare, ad iniziare dall'incidenza dei positivi. La nostra incidenza è passata da 480 positivi ogni 100.000 abitanti a settimana a 178. Dati che spingono l'ottimismo anche sul fronte ospedaliero. Sono 700 i posti letto in meno che si registrano oggi rispetto alla punta massima toccata. Da alcuni giorni, ha spiegato Zaia, è partita un'opera che in gergo sanitario si definisce di pulizia. Si stanno rendendo pulite da Covid parecchie strutture, quindi adesso magari c'è anche qualche movimentazione in più di pazienti Covid perché si vanno a concentrare su poche strutture. E nel giorno in cui il CTS si dovrà pronunciare sulla nuova geografia di rischio del paese, Zaia dice: abbiamo dati da fascia gialla. Accetteremo quello che verrà indicato dai tecnici. E proprio mentre i giornalisti chiedono anticipazioni sulla fascia che toccherà al Veneto. Guardate, se mi lasciate fare, ho visto che il ministro Speranza mi sta chiamando. Risponda. E deve ancora arrivare l'ufficialità della fascia nella quale si troverà il Veneto da domenica fino a venerdì prossimo. Speriamo di aggiornarvi nel corso di questo telegiornale. Intanto oggi proprio fuori dall'unità di crisi della protezione civile a Marghera, dove il presidente Zaia tiene i consueti punti stampa, c'è stata una nuova protesta dei genitori per chiedere alla Regione di riaprire la scuola dopo il 1° febbraio, giorno in cui scade proprio l'ordinanza regionale. A distanza di una settimana e all'indomani del no espresso dal TAR sulla sospensiva richiesta dai genitori in merito all'ordinanza del governatore Zaia che chiude la scuola fino al 1° febbraio, nuovo presidio all'ingresso della protezione civile di Marghera. Non ci sentiamo ancora convinti di questa decisione, quindi la decisione della chiusura. Non ci sono argomenti ancora, secondo noi, plausibili. Secondo me, se si vuole, si poteva, organizzandosi, fare molto di più. L'esempio è la Regione Toscana, che ha messo dei fondi, hanno preso degli autobus, perché il problema di fondo, secondo me, è quello del fatto che ci sia paura per il trasporto pubblico con l'ammassamento dei ragazzi, che sono tanti. Abbiamo un sacco di agenzie turistiche con i bus fermi, che prendono magari la cassa integrazione. Come buona casalinga che sta attenta al bilancio familiare, gli stiamo dando questi soldi, diamoglieli per portare i ragazzi a scuola. Alleggeriresti il trasporto pubblico e avresti risolto una grossa parte del problema. Fermo restando che io 400 euro per il bus li ho tirati fuori e nessuno me li ridarà indietro, perché la CTV ha già messo le mani avanti dicendo che l'anno scorso ci hanno fatto rimborso, quest'anno ragazzi attaccatevi al tram. Una delegazione ha poi incontrato l'assessore Lanzarin, che ha spiegato loro che la decisione di chiudere le scuole non è stata facile, ma dettata da un quadro epidemiologico grave e i nuovi piani saranno fatti in base ai prossimi dati. Maggiori attenzioni e fondi per le scuole che permettano il ritorno alle lezioni in presenza e in sicurezza. È quanto chiedono gli studenti che oggi a Mestre hanno manifestato e occupato simbolicamente l'edificio dell'ex CUP. No alla DAD, ma perché no alla DAD? Perché noi vogliamo tornare a scuola in presenza e in sicurezza. Questa è la ragione principale che ha portato la rete degli studenti medi delle scuole superiori di Mestre, insieme a quelli di altre province del Veneto, a manifestare. All'indomani del responso del TAR sono tornati a chiedere maggiore attenzione per la scuola. Occupiamoci della scuola, la sintesi che compare sullo striscione. Noi chiediamo e anzi pretendiamo appunto che vengano dati fondi alle scuole, che si cominci a investire in qualcosa che serva veramente. Noi vogliamo assunzione di più professori e professoresse, vogliamo che vengano trovati nuovi spazi per le scuole, spazi che appunto in città come questa esistono. La manifestazione è culminata con l'occupazione simbolica e limitata ad oggi dell'edificio del Centro Unico Prenotazioni dell'ex Umberto I, con l'invito a riqualificare gli spazi in disuso aprendoli ai giovani. Noi oggi vogliamo dire che la città è dei giovani, noi siamo il futuro di questa città, abbiamo bisogno di spazi di espressione, di socialità, di aggregazione, di confronto e di discussione, e questi spazi siamo pronti a riprenderci. E sono in corso i lavori in fiera a Padova per aprire in tempi record il grande punto vaccinale.
L'obiettivo è quello di riuscire a vaccinare fino a 3.500 persone al giorno. Il padiglione 6 della Fiera di Padova diventerà uno dei punti vaccinali più grandi della regione, se non addirittura d'Italia. Ecco come gli spazi vengono attrezzati. Si lavora senza sosta per essere pronti a partire non appena le dosi di vaccino per la popolazione arriveranno. Tecnici dell'USL Eugania del Comune di Padova hanno predisposto 2 percorsi in entrata e in uscita agevoli e il più possibile veloci. Dal parcheggio al punto di iniezione della dose il cittadino verrà accolto e dovrà presentare i suoi documenti sanitari e di identità, poi si recheranno nei vari ambulatori per l'anamnesi e poi per la vaccinazione. Ci sarà anche un'area per il monitoraggio post somministrazione dove si dovrà sostare per una quindicina di minuti per monitorare eventuali effetti indesiderati. Ci sarà anche un'area per medici ed infermieri vaccinatori che riusciranno a ristorarsi durante le lunghe ore di lavoro. Entro fine settimana gli spazi verranno consegnati alle autorità sanitarie. La politica, perché nel dopo crisi di governo la politica italiana sta vivendo un momento di stallo. Da Roma è appena tornata a Vicenza la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, che lancia un patto di legislatura. Terremoto politico. Il governo nel dopocrisi sta vivendo una fase di stallo. La senatrice vicentina Daniela Sbrollini, appena tornata da Roma, assicura che Italia Viva oggi è più compatta che mai e chiede un cambio di passo. Vogliamo che questo governo cambi passo e significa iniziare a progettare in maniera seria tutti gli investimenti che dobbiamo fare in tempi rapidissimi sul recovery. Abbiamo 209 miliardi, dobbiamo lavorare sulle scuole, infrastrutture, cultura, turismo. Bisogna che tutti gli investimenti siano fatti a favore di i settori che stanno soffrendo da più di un anno questa crisi pandemica, che adesso è anche una crisi economica. La partita politica col governo si gioca anche sul MES, il meccanismo europeo di stabilità. Dobbiamo prendere subito i soldi del MES, 36 miliardi sulla sanità, perché quei 20 miliardi che abbiamo messo nel recovery li possiamo utilizzare per altri settori importanti. Quindi perché si continua ad avere un no ideologico da parte dei 5 Stelle e del Presidente Conte? Insomma, oggi Italia Viva vuole ripartire da una nuova agenda che però bisogna mettere nero su bianco, un patto di legislatura per rilanciare l'economia. Il Premier Conte ha già firmato un contratto all'epoca del governo giallo-verde. Oggi potrebbe firmarne uno con Italia Viva? Siamo disponibili, non ne abbiamo mai fatto una questione personale, mentre gli altri sì, e ribadiamo che il gruppo è compatto, unito, e non parliamo solo di Matteo Renzi, parliamo di senatori e deputati di Italia Viva. Intanto fanno discutere le parole del neo riconfermato presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, che in un'intervista a Repubblica, parlando della crisi di governo e dei richiami di BCE e Commissione Europea che chiedono vere riforme per il recovery plan, ha detto: hanno ragione, a volte mi sembra di vivere in un paese di matti. Mercoledì scorso il Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto all'unanimità ha chiesto a Carraro di proseguire il suo impegno alla guida della federazione regionale, rileggendolo per il quadriennio 2021-2025. Raffica di multe in arrivo ai 30 commensali alla cena di protesta contro le restrizioni Covid che si è tenuta a Marcon nei giorni scorsi, a deciderlo la prefettura. Questa non è più vita, siamo zombie. Io preferisco morire che vivere così. Sono un ristoratore e vengo da Chioggia, provincia di Venezia. Io vorrei che l'opinione pubblica si focalizzasse più sulla nostra qualità a livello sanitario. È un nostro dovere di cittadini, prima di tutto, dare questa nostra solidarietà completa. Raffiche di multe in arrivo ai commensali di Marcon che hanno preso parte nei giorni scorsi alla cena di protesta tenutasi per Io Apro, iniziativa promossa sui social contro le restrizioni da Covid. Cena con l'arrivo dei carabinieri che hanno preso le generalità di tutti i partecipanti, che ora si vedranno recapitare a casa una sanzione di 400 euro a testa. È da dire anche che le modalità di svolgimento però hanno portato ovviamente a una sanzione
sanzione secondo le indicazioni della prefettura. A quanto risulta dai nostri verbali sono una trentina i partecipanti che hanno manifestato ad ogni modo pacificamente, ma a cui è stata commissionato cibo e bevande. Multa, come noto, anche al ristoratore, che ora dovrà affrontare anche la chiusura temporanea del locale da 5 a 15 giorni in base alla decisione della Prefettura di Venezia, e dire che i commensali, partecipando in massa, volevano aiutarlo, visto che la sua famiglia è in procinto di aumentare. Willy è un amico, 3 figli, uno in arrivo, lo sto aiutando per dovere di solidarietà. Cena con tanti indipendentisti e dal sapore epiteliale più di propaganda che di protesta e sostegno al ristoratore. Sono Albert Gardin, 121esimo Doge, per dare una continuità giuridica e politica alla Repubblica Veneta. Partito Pace, partito degli antiburocrati, cristiani, costituzionalisti, europei. E poi c'è un locale chiuso da quasi un anno e una cinquantina di persone tra dipendenti e collaboratori che non hanno reddito e faticano persino a fare la spesa. Per questo Alessandro e Silvio hanno lanciato un appello via social e giovedì sera in un'ora e mezzo ha portato nel locale 200 persone pronte a donare una spesa solidale. È stata una bomba, bellissimo. Abbiamo fatto questo video il mercoledì sera stanchi di questa situazione perché non siamo stati aiutati dopo un anno, davvero avevamo finito tutte le nostre risorse, avevamo il pensiero di tutti i nostri ragazzi, sono 50, con problemi, senza portare a casa soldi, stipendio e cassa integrazione misera, e allora alla fine ho detto proviamo questo video. Un appello lanciato via social ed è stata subito gara di solidarietà. Il risultato è questo: pacchi e pacchi di pasta, biscotti, farina, olio, un supermercato in miniatura che Alessandra e Silvio, soci nel lavoro e compagni di vita, conserveranno con amore per i loro dipendenti. Un locale grande, 700 posti a sedere, un'attività avviata, chiusa da un anno, con loro ferme 50 persone, 50 famiglie, 10 dipendenti diretti, 40 collaboratori. Sono i nostri ragazzi da una vita, sono 10-11 anni che lavorano con noi, per noi. E abbiamo padri di famiglia, madri di famiglia, e per noi questa è una cosa devastante. Sapere che hanno difficoltà, che non riescono a pagare una bolletta, a fare la spesa. Un nostro dipendente ieri sera, che si è preso un po' di spesa, ha fatto da mangiare i bambini, ha detto cos'è una festa. Le parole che seguono raccontano il dolore, la sofferenza per un dipendente con lo sfratto, quella per un papà con 4 figli che vive con 300 euro di cassa integrazione. Qualche soldo allungato, ma adesso faticano anche loro, che si sono ritrovati a fare il 3% di fatturato annuo e a pensare alla chiusura. Nessun ristoro per un problema fiscale, la speranza che adesso con alcune nuove regole qualcosa si muova. Ci hanno obbligato a non lavorare, ma se uno Stato deve essere in grado di aiutare, insomma, perché questo non è una nostra volontà, è un obbligo, quindi insomma, e poi ci sono tutte le band, gli artisti, un anno fermi, e quindi questo speriamo insomma di far sì che sia creare una sensibilità per tutti. Il desiderio di tornare al più presto al lavoro, a sentire il suono della musica dal vivo e dei clienti in sala. Dentro abbiamo respirato calore nonostante fosse tutto chiuso, c'erano ancora le decorazioni di Natale. Fuori è una giornata triste, anche un po' pesante, però la speranza c'è, l'obiettivo è quello di rinascere. Centinaia di commenti e minacce da probabili seguaci delle teorie complottiste che su Facebook attaccano la campagna pro vaccini della CISL. Il segretario generale Gianfranco Refosco ribadisce la necessità di sensibilizzare. Oltre 500 commenti denigratori e minacciosi sulla pagina Facebook comparsi a poche ore dall'annuncio della campagna di sensibilizzazione #vacciniamo il lavoro veneto promossa dalla CISL regionale. Pretesto dell'attacco social e il video in cui il segretario Gianfranco Refosco esponeva le iniziative programmate dal sindacato a sostegno della vaccinazione Covid tra i lavoratori, oltre che la richiesta alle istituzioni a contemplarne l'obbligatorietà in alcuni settori. Abbiamo postato sui social la notizia dell'avvio della campagna e immediatamente siamo stati sommersi da messaggi di insulti, di ingiurie nei confronti della CISL, messaggi provenienti da utenti non riconoscibili, dei troll, riconducibili al mondo del complottismo, dei Novax.
Un'aggressione, ribadisce Refosco, che conferma l'urgenza di sensibilizzare e informare i cittadini più esposti al contagio da Covid-19. In Veneto abbiamo avuto quasi 8.500 morti dall'inizio della pandemia. Oltre 8.000 sono stati gli infortuni Covid denunciati, infortuni in posti di lavoro. Ebbene, a fronte di tutto questo, la necessità di informare compiutamente le persone e di invitarle alla vaccinazione riteniamo che sia sempre più importante. I post sono ora all'esame dei legali della CISL per eventuali querele per diffamazioni e altri reati, mentre sarà inviata una segnalazione alla Polizia Postale. Voltiamo pagina, ne sono state 135 nel 2020 a Padova le coppie che hanno scelto di separarsi, una decisione presa soprattutto dopo il periodo di lockdown. Il parere della psicologa che analizza il fenomeno. Naturalmente tutti chiusi in casa in questa situazione, le famiglie un pochino, le coppie con una relazione un pochino più fragile e che in qualche maniera reggeva a causa di una serie di compensazioni esterne, come diceva lei, ovviamente rischiano di sfociare o nella separazione per chi se lo può permettere, perché poi c'è anche questo elemento, oppure peggio, no? Nella violenza. Gli effetti del lockdown e dell'emergenza sanitaria hanno avuto pesanti ripercussioni anche sulla vita sentimentale delle persone. Se il 2020 è stato un anno impossibile per molti matrimoni che non si sono potuti celebrare a causa delle restrizioni, non è andata certo meglio a quelle coppie già sposate o comunque conviventi. I dati dell'ufficio statistico del comune di Padova hanno rilevato un aumento delle separazioni del 20% rispetto al 2019. Complice la forzata reclusione in casa, molte coppie hanno evidenziato le loro fragilità e sono scoppiate. Le persone fanno fatica all'idea comunque di andare a intraprendere un percorso, diciamo così, di cura che già costituisce un elemento un po', no, sempre un po' come dire, difficile dal punto di vista psichico, perché significa mettersi in gioco, affrontare le proprie angosce, eccetera, eccetera. E in più c'è la questione del coronavirus. Il Covid ha reso più complicato affrontare le terapie di coppie. Secondo gli esperti, l'onda lunga delle separazioni deve ancora arrivare. Rinunciare alla socialità, inoltre, mette a dura prova non solo la persona, ma anche il suo legame di coppia. Faccio un esempio, in questo periodo saltano fuori molte storie extraconiugali, proprio perché è difficile nascondere un'infedeltà in questo momento. La Protezione Civile del Veneto ha emesso oggi un nuovo bollettino meteo con lo stato di attenzione per precipitazioni e forti venti sia in pianura che sulle zone pedemontane e montane. Il bollettino è valido per le piogge da oggi fino alle 18 di domani, per le nevicate fino alla mezzanotte di domenica, per i forti venti nelle zone costiere e in pianura invece fino a domani mattina. E allora siamo in chiusura, vi lascio proprio con le previsioni meteo. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Torna a spingersi verso il nostro territorio la vasta circolazione ciclonica d'aria fredda. Tra i suoi effetti spiccano una locale instabilità e frequenti fasi nuvolose. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 23 gennaio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con frequenti precipitazioni un po' dappertutto, localmente saranno anche forti. A partire dal pomeriggio la perturbazione si farà via via meno intensa, potremo notare un miglioramento del tempo con momenti più asciutti e anche con ampie schiarite soleggiate, fenomeni in esaurimento entro sera. Temperature per ora sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà un po' diverso. Qui avremo un cielo coperto sin dal mattino con piogge estese per tutto il giorno. Anche in questo caso migliorerà nella notte. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà instabile con piogge e locali nevicate a bassa quota, ma nel pomeriggio avremo maggiori parentesi asciutte e soleggiate.
Temperature minime intorno allo 0, massime sui 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.